7 al via sul miglio Carlo Sopì, compilation Corallo Pisano, Caroline Francis, Christopher Jett, Corina Jett in prima fila, Cluny dei Greppi in seconda. Favori per Christopher Jett, numero 5, Manuel Pistone in sediolo. Alternativa principale individuata in Caroline Francis o Caroline Francis. Macchina che gradualmente accelera, partiti in questo momento, veloce Caroline Francis che prova a superare compilation all'esterno e già Christopher Jett. Vedremo Christopher Jett se si presenta o se si accoda probabilmente, perché Caroline Francis intende correre al comando. Terza posizione per compilation davanti a Carlo Sopì, all'esterno c'è Corallo Pisano che progredisce gradualmente trascinandosi Corina Jett. 14 però il lancio, i primi 200 metri piuttosto veloci, e quarto iniziale che se ne va in 32. Vantaggio Caroline Francis nei confronti di Christopher Jett, all'esterno Corallo Pisano, lungo la corda e compilation. E i cavalli hanno completato ora i 600 iniziali, in 47,4, secca la stoppata con un 17,2 addirittura in curva per la testa. Caroline Francis in vantaggio davanti alle tribune, continua a graduare, in seconda posizione c'è il favorito Christopher Jett, all'esterno Corallo Pisano con in schiena Corina Jett e quindi anche Cluny dei Greppi. Il gruppo è chiuso da Carlo Sopì, corsa che è venuta molto tattica dopo 800 metri di gara, completati in 1,4, e ora si arriva a un chilometro iniziale nell'ordine dell'1,26. C'è la terza ruota ora di Corina Jett che scatta 500, l'errore improvviso di Caroline Francis numero a 4, Caroline 500 Francis, dalla conclusione, così passa in vantaggio Corina Jett. In seconda posizione ancora Corallo Pisano, può ora correre anche Christopher Jett che è rimasto un po' lì ovviamente sull'errore di Caroline Francis, ma ora si è ripreso bene, va all'attacco di Corina Jett, completamento della curva finale, ingresso addirittura d'arrivo, in vantaggio Corina, ci prova però Christopher Jett che guadagna terreno, Corina si difende, Christopher insiste, Christopher sul traguardo, passa agevolmente, vince, terzo posto a centropista per Cluny dei Greppi, 1,16,1, 27,8 a chiudere, dice il cronometro, e io ho 42,5 o poco più per gli ultimi 600, davvero chiusa fortissimo, e Christopher Jett viene a vincere una corsa che non si era messa semplice ai 500 finali, quando gli ha sbagliato davanti Caroline Francis ed è passata di colpo in vantaggio Corina Jett, ma ha saputo rimediare e chiudere davvero in maniera esemplare per piegare una Corina Jett ancora molto molto valida, che ha ceduto soltanto a fil di palo. Vittoria dunque per Christopher Jett, Manuel Pistone, training di Alessandro Gocciadoro, per conto del signor Leonardo Cecchi.